Gentili telespettatori, ben trovati dalla redazione di TPN Veneto. Daniele Stivale, consigliere regionale della Lega Nord, il servizio. Come si pone la Lega nel dibattito qui nel Veneto orientale con il centrodestra, in particolare col PDL? Noi abbiamo due realtà dove hanno subito diverse problematiche, Portoguaro e San Michele del Tagliamento. Con Portoguaro vediamo che c'è il rimbalzo Tabaro sì, Tabaro no. Se c'è la ridiscussione di Tabaro, la Lega proporrà un suo candidato a sindaco. Non è possibile che dopo 6 mesi non vada più bene Tabaro. Se non va bene, allora se ci sono candidati del PDL, anche la Lega proporrà una sua candidatura forte. E quindi dobbiamo ragionare bene all'interno e con il PDL e all'interno del centrodestra.